E ciao a you e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Ragazzi, prima o poi era normale dovesse succedere ed è successo. Allora, Diego Demme è risultato positivo ai test del Covid-19 al tampone. Io penso sia un tampone molecolare, non penso siano quelli rapidi. Comunque, detto questo, ieri sera il Napoli ha rilasciato proprio il tweet che diceva che Diego Demme era risultato positivo al Covid-19. Va benissimo, il giocatore è già stato isolato dalla squadra, è già in quarantena a casa sua e ora ci saranno una serie di tamponi a raffica proprio per i giocatori del Napoli che per ora non si allenano fino a martedì pomeriggio, per ora così fa sapere il Napoli. Gli allenamenti riprenderanno martedì, ragazzi, quindi non domani, proprio per questa situazione causa Covid. Quindi detto questo, ora ciclo di tamponi per tutti, perché giustamente devi vedere se qualcun altro, scusatemi, è positivo al Covid oppure no. Poi la sfiga, perché poi questa si chiama di sfiga, ragazzi, perché il Napoli finora gli è andato tutto bene. Ci è andato tutto bene, voi i rigori che ci hanno dati, generosi secondo alcuni, voi che non ci hanno dati diversi rigori, e qui ora si sta girando secondo me un po' la frittata, la fortuna ci sta abbandonando. E qui ora deve essere bravo il Napoli, deve essere bravo il Napoli a far girare tutto intorno a sé e quindi con calma, ragazzi, ambiente tranquillo, dobbiamo stare tutti tranquilli. Come già detto, faranno il ciclo di tamponi per vedere se qualcuno risulterà positivo. Io, a dire la verità, ero più preoccupato per Luciano Spalletti e non per i giocatori. Perché ero più preoccupato per Luciano Spalletti? Perché Luciano Spalletti era stato a contatto con Tudor che ha preso il Covid anche lui, e quindi ho detto stai a vedere ora che Spalletti prende il Covid e andiamo a Milano senza allenatore, e invece no, il Covid l'ha preso Diego Demme. Detto questo, ragazzi, passiamo un po' al lato positivo della cosa. Qual è il lato positivo? Che Diego Demme è vaccinato contro il Covid-19 e per questo è asintomatico, scusatemi, diciamo bene le parole se non mi venite a contestare qui sotto che parlo male, e quindi non ha sintomi, non ha niente, e quindi anche con il vaccino è normale che puoi prendere il Covid, giustamente, però con il vaccino è probabile che la negatività arrivi prima, la negatività, scusatemi un'altra volta, dovrebbe arrivare prima e non in un mese. Io quando ho preso il Covid, e abbiamo preso tutti il Covid in famiglia, sono stato a casa 32 giorni, più di un mese per farmi passare il Covid. Dopo 28 giorni addirittura potevo uscire perché non potevo più trasmettere il virus, visto che era talmente a carica bassa, e quindi potevo già uscire. Andavo a fare solo la spesa, giustamente, con la mascherina, però non potevo andare al lavoro. Stessa cosa sarà per Diego Demme, fino a che non ci sarà il tampone negativo. Diego Demme non si potrà allenare, non potrà uscire, dovrà farsi la quarantena come me la sono fatta io. Detto questo, oggi parliamo un po' di cose positive, un'altra volta. Anghissà sarà riscattato a fine stagione dal Napoli. Il Napoli che gli farà un contratto fino al 2026, quindi un contratto lunghissimo, ragazzi. E qui è stata una battaglia vinta da Giuntoli, perché se non erro il riscatto di Anghissà dovrebbe girarsi intorno ai 500.000 euro, pochissimo per il giocatore che è, ragazzi, perché Anghissà si potrebbe tranquillamente inserire fra uno dei migliori centrocampisti, uno fra i migliori mediani che abbiamo in Serie A. E non lo dico io, ci sono le statistiche che lo dicono, perché recupero palloni giocati, dribbling riusciti, contrasti riusciti, falli riusciti, è uno dei migliori in Serie A. Io penso il 6,5 politico se lo porti sempre a casa pulito, netto, qualsiasi sia la partita, ragazzi. Lui, penso, il suo voto si aggira intorno ai 6,5, 7 per i fantallenatori, diciamo così. E quindi è un investimento più che altro per colmare il gap fra le altre società che, come sappiamo,
hanno investito molto, il Napoli ha investito poco quest'anno sul mercato perché lo sappiamo, siamo andati in Europa League, non c'è da nascondersi, e quindi Giuntoli ha fatto un capolavoro a prendere proprio Anghissà. Io appena arrivato dissi questo sarà come Bakayoko, poi mi sono visti i vari video e ho detto vabbè, qualcosa in più di Bakayoko ce l'ha, e si è visto, ragazzi, c'ha molto ma molto in più del buon e vecchio Bakayoko, che ora è al Milan e fa la panchina. Il grande Gennaro Gattuso nelle ultime 2 partite si decise di farlo giocare titolare, non sappiamo come mai, perché ce l'aveva con Aurelio De Laurentiis, secondo me. Detto questo, questione Aurelio De Laurentiis e ammutinamento, siamo sempre per vie legali. Il buon Edoardo si è fatto sentire dalla questura, dai magistrati, e fra 15 giorni ci sarà la fine di questo calvario per i vari Allan, Insigne, se non erro, ci sono tanti giocatori lì in mezzo. Comunque fra 15 giorni sapremo come andrà a finire. Addirittura il vicepresidente ha detto che Allan in un altro po' lo picchiava, tentata aggressione, addirittura, mamma mia, un casino buffo in casa Napoli. E queste notizie fanno male all'ambiente, secondo me. Basta, hanno fatto una cazzata, non hanno rispettato quello che dovevano rispettare, basta, ve ne prego, perché è un'esagerazione questa cosa qui. È inutile continuare ancora questa diatriba. Sono passati, quanti sono passati? 3 anni, 2 anni, quanti cazzo di anni sono passati che il Napoli c'aveva Ancelotti? 2 anni. Cioè basta, non ne posso più di sentire tutte queste cose. E l'ammutinamento, e poi c'è stato questo, e poi Allan ha fatto questo, e poi Insigne doveva pagare ma non ha pagato, e basta. Lato calciomercato del Napoli, si sono fatti tanti nomi in questi giorni, poi faremo un video domani, penso di fare uscire un video domani sul calciomercato, perché poi a gennaio ci siamo quasi, fra poco finisce il periodo invernale, fra poco siamo quasi a Natale, incredibilmente siamo quasi a Natale, siamo già al 13 di novembre e ragazzi manca poco per Natale, poi ci sarà dicembre, va bene? E poi lì si aprirà la finestra invernale del calciomercato. Allora, diciamolo subito, perché poi non voglio sapere, perché ora usciranno 800.000 video, il Napoli sta acquistando e il Napoli sta acquistando. Allora, il Napoli, se dovrà prendere qualcuno, sarà un giocatore in prospettiva, giocatori della Serie C, va bene? Ora non mi ricordo il nome di questo giovane, se non sbaglio anche italiano, su 11 partite ha fatto 13 gol, ora non mi ricordo il nome come già detto. Comunque faremo uscire un video di approfondimento sul calciomercato del Napoli domani. Detto questo, signori miei, il Napoli in questa stagione invernale di calciomercato non prenderà, secondo me. Poi staremo a vedere come il Napoli concluderà e come andranno questi maledetti cicli di tamponi Covid. Eppure però ci dobbiamo difendere in qualche modo, perché se ora Demme non risultasse negativo, io penso un mese ci vorrà, anche se c'è il vaccino, io penso una ventina di giorni tutti te li fai a casa, perché poi c'è la Coppa d'Africa, lo sappiamo, lì ci partiranno Koulibaly e in difesa c'è Manolas, però Manolas come sappiamo non è che ti dia tanta sicurezza sul lato fisico più che altro, ma non prestazionale, perché di prestazioni le fa anche abbastanza bene ultimamente. Però bisogna vedere su quel fatto della Coppa d'Africa, partirà Anghissà, Osimhen e il buon K2. Detto questo, io penso, ma penso anche Luciano Spalletti non richieda il mondo e non chiederà a nessuno, perché il gruppo è questo, i giocatori ci sono per competere su 3, va bene, su 3, perché poi devi fare 3 competizioni, campionato, Coppa Italia e Europa League, qualora il Napoli si vincesse con lo Spartak di Mosca, passerebbe prima e giochi 2 partite in meno, ed è giustissimo, ragazzi, non dobbiamo passare per i 16esimi, ve ne prego, in ginocchio. Poi c'è la Coppa Italia e poi c'è il campionato, la Coppa Italia che non so nemmeno quando inizia per il Napoli, perché hanno fatto un casino, la Serie B non può giocare, hanno fatto un bordello allucinante per il calendario di Coppa Italia. Detto questo, il Napoli affronterà dal rientro delle nazionali l'Inter che ha perso 2 o 3 giocatori, ora non mi ricordo di preciso.
Detto questo, io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926, sempre e comunque forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926, ciao a you!